Nella bozza del nuovo DPCM resta il modello delle fasce, ma spunta l'abbassamento delle soglie dell'indice di contagio per finire in zona rossa, arancione o gialla e quello dell'occupazione della terapia intensiva. Le norme dovrebbero valere fino a fine febbraio, mentre secondo quanto detto dal responsabile della salute nella bozza non c'è il weekend arancione in tutta Italia. Lo stato d'emergenza verrà prorogato fino al 30 aprile attraverso un decreto legge. È invece scomparsa l'idea di portare le regioni in zona rossa in base all'incidenza dei casi settimanali ogni 100.000 abitanti, perché secondo le obiezioni dei tecnici questo potrebbe portare ai territori a effettuare meno test del tampone per rientrare nelle soglie. Inoltre sembra tramontata l'ipotesi di velocizzare l'iter di approvazione delle nuove norme, che prevedeva l'ok definitivo entro mercoledì 13 gennaio. Giovedì infatti è in programma un'altra riunione tra il governo e gli enti locali per l'illustrazione definitiva delle nuove regole. Soltanto successivamente arriverà il varo, che potrebbe avvenire in 2 giornate successive, secondo lo schema di novembre-dicembre, prima il decreto legge e il giorno dopo il DPCM. Secondo lo schema presentato alle regioni, sarà vietato in tutta Italia, anche per le regioni gialle, superare i confini regionali, tranne per rientrare nella propria residenza, domicilio e abitazione o per comprovate ragioni di necessità lavorativa e urgenza. Sarà vietato in tutta Italia vendere bevande e cibo dopo le 18, anche se consumati fuori dai locali. I centri commerciali continueranno a restare chiusi durante il weekend. Come detto, verrà stabilito il passaggio in zona arancione o rossa per tutte le regioni a rischio alto in base ai 21 parametri, tra cui la saturazione dei posti in terapia intensiva e in area medica e la possibilità di tracciare i contagi. Sarà confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, la deroga che consente a 2 persone con figli under 14 o eventuali disabili di andare a trovare a casa parenti e amici una sola volta al giorno, oltre alla zona bianca alla quale si dovrebbe accedere con RT sotto 0,50 e un'incidenza di casi di 50 ogni 100.000 abitanti.